Dice, ha un istituto commercio estero, ha un compito credo difficile, arduo, ma che stiamo combattendo molto bene. Cosa stiamo facendo e cosa faremo per difendere poi, perché alla fine siamo qua per difendere e valorizzare l'agroalimentare italiano. E comunque grazie di nuovo per essere qua. Grazie a voi, un saluto al Ministro Tajani. È sempre difficile parlare dopo Ettore perché ha una capacità lessicale molto importante e anche dei contenuti molto forti, ed è soprattutto difficile parlare prima del Ministro Tajani. Allora andrò veloce perché ho capito che c'è poco tempo ancora. Faccio un piccolo inciso su quanto avete detto fino adesso, con una fotografia di quello che sta succedendo oggi dal punto di vista del ritorno che il nostro pianeta ci sta dando in quello che abbiamo fatto. Ricordiamoci che qualche decennio fa c'è stata una rivoluzione industriale dove non ci siamo mai posti il problema del limite dell'utilizzabilità del nostro pianeta. Il nostro pianeta adesso ci sta ritornando dei segnali molto forti che ci sta dicendo guardate che non sono risorse infinite, e la resilienza che noi abbiamo è sempre di adattarci a questi segnali. Io vedo che tutti gli imprenditori, l'impresa, l'istituto di ricerca, tutto il sistema paese e il sistema internazionale sta reagendo cercando di trovare delle soluzioni a questo problema. Quindi questo diventa anche, oltre ad essere un problema da una parte, diventa anche un'opportunità per i nostri imprenditori, perché quando noi parliamo di quei non 60 ma 58 miliardi di euro per la precisione di esportazione sui 620 che noi facciamo totali di Made in Italy nel mondo, noi stiamo parlando di una filiera con una grande capacità di adattazione, adattabilità a quelli che sono i problemi. Noi ci stiamo concentrando molto, io lavoro a stretto contatto con il Ministero degli Esteri, con Antonio Tajani, che è il nostro Ministero vigilante, che ci dà delle indicazioni molto forti. Io mi ricordo che la prima cosa che è stata detta all'inizio del mio mandato è come facciamo a fare meglio a aumentare questi 620 miliardi di euro di fatturato. Perché? Perché sono circa un terzo, più di un terzo del prodotto interno lordo italiano. Quindi capite che questi numeri significano economia, posti di lavoro e tutto quello che ne viene. Allora avere un sistema paese che è coordinato soprattutto all'estero da una cabina di regia dove il Ministro Tajani è molto concentrato su quella che chiama la diplomazia della crescita ed ha un obiettivo di assistere le aziende per aumentare questi 620 miliardi di euro, ci dà poi degli strumenti molto importanti. Il sistema paese è costituito da 4 principali entità che sono l'ICE, la SACE, la Simest e la Cassa Depositi e Prestiti, che lavorano insieme all'Unisono, ma anche insieme agli altri ministeri, per dare quegli strumenti alle aziende per poter crescere all'estero. Immaginatevi un imprenditore, soprattutto quello medio-piccolo, che può avere 10, 20, 30 persone che lavorano. Voi capite che soprattutto quando all'inizio un prodotto italiano vuole cominciare ad andare all'estero, di queste normalmente più della metà sono in produzione, poi c'è la qualità, l'amministrazione eccetera, rimane forse per l'imprenditore che fa il vero commerciale, e quando comincia a vendere con un commerciale italiano, se devono andare all'estero non sanno neanche dove bussare, a quale porta bussare. Allora è lì che entra in gioco, soprattutto per i medio-piccoli imprenditori e imprese, questi strumenti che gli servono per andare all'estero e capire dove andare a trovare delle opportunità di crescita e soprattutto dei mercati da aprire. Allora noi come ICE abbiamo 80 uffici all'estero, noi abbiamo le liste dei potenziali clienti per ogni categoria e accompagniamo per mano i vari imprenditori a conoscere dei nuovi clienti, e da lì, anche se quando staccano la prima fattura, diciamo, hanno appena cominciato, però i vari Valir, la Ferrari, questo e quell'altro sono stati piccoli in passato. Noi diamo la spinta iniziale e li aiutiamo a crescere. Ma poi ci sono 3 classi, diciamo, fondamentali e principali di economie che vengono create all'estero, quella che si chiama B2C, quella al consumatore, la B2B, business to business, quindi azienda tra azienda, e B2G che è quella al governo. E naturalmente più ci si sposta dal B2C al B2G, più si passa dal sistema paese spiccio, come abbiamo detto adesso, a quella che è il rapporto di ambasciata e consolato, che invece hanno i rapporti con le grandi imprese locali piuttosto che con i governi locali. Allora, per aumentare questi 620
miliardi di euro di fatturato. Il primo componente sono gli imprenditori che ogni giorno fanno il loro business, ogni giorno inventano, ricercano, sviluppano e continuano a migliorare quei prodotti che quando li portano al cliente, il cliente li preferisce rispetto ad altri. So che ho poco tempo, per cui chiudo velocemente dicendo che è veramente esemplare vedere come, nonostante parliamo ancora di resilienza, quella che probabilmente ci farà mutare per riuscire a risolvere i problemi dell'ambiente, ma quando io vedo un imprenditore che è passato, un sistema imprenditoriale, un sistema Italia, un Made in Italy che è passato la pandemia, quindi il lockdown, le conseguenze della pandemia, che vuol dire l'innalzamento dei costi di trasporto all'estero, i conflitti bellici oggi che hanno fatto mancare le materie prime, hanno fatto aumentare i costi delle materie prime e nonostante questo noi siamo passati da 480 miliardi di esportazione di beni a 620 miliardi di esportazione di beni. Qui devo dire che il premio è sicuramente il sistema paese, sicuramente gli imprenditori che abbiamo saputo fare gioco, fare sistema e vincere tutte queste difficoltà. Quindi quello che dobbiamo fare è continuare a cercare delle soluzioni importanti ai problemi che ci sono, stare vicino agli imprenditori, assistere quando andiamo all'estero, ma non solo, fare anche quello che oggi viene fatto, come richiesto anche da questo governo, di cominciare a lavorare in uno stato un pochino più strategico, quindi non solo accompagnare le aziende a fare le cose diciamo burocratiche, ma darci un carico da 40 e quindi cercare di fare come stiamo facendo. Faccio un esempio con Fiera di Verona, con Vinitaly a Chicago, dove vogliamo creare il più grosso polo fieristico sul vino nel giro di 2 anni e quest'anno abbiamo già superato in numerosità tutte le altre fiere del vino in America e l'anno prossimo dobbiamo raggiungere anche un'eccellenza dal punto di vista qualitativo, quindi creare delle nuove occasioni di business, creare dei mercati nuovi e dei campi nuovi, ci sono tutti gli strumenti per farlo. Quindi questo governo ci crede, ci spinge molto e ci sta dando le opportunità e gli strumenti per farlo. Grazie. Grazie.